Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo a un progetto che Veneto Agricoltura sta realizzando nell'ambito di un programma dell'Unione Europea. Sono tanti i programmi che l'Unione Europea mette a disposizione del territorio proprio per lo sviluppo socio-economico ma anche per la valorizzazione ambientale dei territori dell'Unione Europea. Ecco, è proprio all'interno di un programma che si chiama Interreg Italia-Austria che si sviluppa un progetto che è partito proprio in questi giorni, che si chiama BioDelta4, un progetto che prevede la valorizzazione in sostanza della biodiversità nelle foreste. E parleremo con il collega il dottor Massimo Loreggiani di Veneto Agricoltura, appunto, che sta coordinando questo progetto, al quale chiediamo immediatamente cos'è BioDelta4. Il progetto BioDelta4, lo dice un po' il titolo, intende definire dei nuovi strumenti per la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali transfrontalieri perché il partenariato che interviene in questo progetto è formato da 3 soggetti. C'è Veneto Agricoltura come capofila, c'è l'Università di Padova, Dipartimento TESA, e c'è l'equivalente, diciamo, della Camera di Commercio nelle nostre realtà del Tirolo. Quindi questi sono i 3 soggetti, di conseguenza quali sono i territori coinvolti, ovviamente oltre a Lampezzo in Friuli Venezia Giulia. I territori appunto sui quali si svilupperanno sono territori oggetto di studio, poi gli obiettivi evidentemente si potranno estrapolare, si potranno rendere validi anche per tutte le altre aree, diciamo, transfrontaliere. Sono fondamentalmente, come si diceva, la foresta d'Ampezzo, la foresta del Cansiglio e le proprietà boscate sulle quali interviene appunto la Camera di Commercio tirolese. Benissimo. Esattamente cosa verrà fatto in queste foreste? Allora, sono 2 fondamentalmente gli obiettivi. Il primo obiettivo, il più forte, il più incisivo, il pregnante del progetto, è appunto la definizione di strumenti, diciamo, molto speditivi, rapidi ed efficaci al contempo per cercare di definire in sintesi, con una certa grado di sinteticità, la biodiversità forestale che possa sostenere e promuovere il prodotto legnoso, il legname che esce da queste foreste. Ma ascolta Massimo, vediamo più nei dettagli. Quando si intende biodiversità forestale, cos'è che intendiamo dire esattamente? Allora, è molto evidentemente complesso e vario il tema, perché su biodiversità si può partire, diciamo, dai microartropodi fino alla pianta di 45 metri e in tutto questo spazio, diciamo, in tutte queste realtà ci stanno elementi vitali appartenenti al mondo vegetale, al mondo animale e non solo, che vanno a contribuire a definire la biodiversità. In realtà noi con questo progetto vorremmo cercare di essere appunto a servizio anche, diciamo, di un'attività di utilizzazione boschive, di commercializzazione del legname che deve avvalersi di uno strumento rapido e sintetico. Quindi possiamo chiamarli indicatori. Indicatori, esatto. In poche parole ci avvaliamo, diciamo, dell'Università di Padova e del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali per mettere a punto questa metodologia. La struttura del bosco in quanto tale, quindi come il bosco si plasma, come il bosco si configura proprio nell'aspetto, diciamo, dei diversi piani vegetativi tra lo strato arbustivo, le piante sottoposte, le piante adulte, le piante stramature, le piante mature, vanno a definire, diciamo, la struttura complessiva del bosco. Ecco, la struttura del bosco sarà, diciamo, un po' l'elemento chiave, l'elemento sintetico sul quale interverranno tutti i parametri di definizione appunto di questa biodiversità. Quindi saranno innanzitutto definiti alcuni parametri dendrometrici di rilievo su queste aree di saggio, quali statura, composizione, area basimetrica, composizione appunto del bosco, ma poi anche verranno definiti, e qui si è in fase di studio appunto, alcuni elementi quali i licheni, piuttosto che della fauna del suolo,
la composizione nemorale, lo strato erbaceo, lo strato arbustivo. Vedremo un po'. Certamente vorremmo definire non un set di indicatori, centinaia di indicatori, bensì poche decine, forse addirittura meno ancora di qualche decina. Perché questo? Perché vogliamo un po' rifarci, diciamo, a un metodo che oggi è già abbastanza collaudato, che è molto interessante, che è quello della certificazione della biodiversità in agricoltura, dove attraverso la definizione di una decina di indicatori, i quali poi vengono apprezzati effettivamente in azienda, vengono pesati e quindi alla fine ne esce un valore complessivo, si riesce a dire questa melanzana, questo frutto della produzione orticola, frutticola, ha un valore di biodiversità. Ecco, la stessa cosa vale anche per vorremmo arrivare un perché po' ricordiamoci, quindi se si potesse un po' sintetizzare, che tutto questo ragionamento ha una valenza sì di carattere ambientale, ma poi anche un risvolto economico, ovviamente. Certamente. Perché stiamo parlando del prodotto legno che esce dalla foresta. Certamente, non dimentichiamo che sia la foresta del Cansiglio che la foresta d'Ampezzo, ma anche certamente anche le abettine, le piccette, diciamo, tirolesi, hanno un carattere produttivo, per cui la produzione di legname da opera, ma anche per vari altri assortimenti, da legna da ardere ad altre qualità tecnologiche, è un elemento importante, fondante. In Ampezzo, infatti, già, diciamo, c'è un certo fermento intorno all'abete bianco per quanto riguarda la produzione di questa specie legnosa. Nei prossimi giorni ci sarà un convegno appunto ad Udine, nel quale presenteremo anche il progetto e al quale farà seguito poi un'asta addirittura del legname di pregio, non solo di abete bianco, ma di appunto legname di specie provenienti da quei boschi, da quelle realtà per le quali certamente sarà molto importante riuscire a definire un qualche cosa che possa, in sostanza potrebbe essere uno strumento di marketing, diciamo, questa attribuzione di un valore legato alla biodiversità forestale per quanto riguarda il legname. E questo è un ragionamento importante anche in considerazione di quanto è accaduto a fine ottobre sulle nostre montagne, vero? Sì, certo, questo è un tema delicato ovviamente, perché abbiamo avuto modo così di riflettere su quanto complessa e ricca di risvolti anche abbastanza così problematici, critici sul piano commerciale, sia l'esbosco, la vendita e la commercializzazione di questa massa ingente di milioni di metri cubi di legname. Certamente questo obiettivo, diciamo, che il progetto vorrebbe conseguire vorrebbe collocarsi sì a sostegno, diciamo, di un settore. Ora pensare che possa essere proprio collegato al legname danneggiato dagli schianti al momento risulta un po' difficile, anche perché resta da definire quali destinazioni avranno poi questi legnami così danneggiati. Certo. Ascolta Massimo, torniamo un momento al progetto BioDelta4, perché uno degli obiettivi del progetto è anche quello di sperimentare dei modelli operativi di pagamento dei servizi ecosistemici. Ci spieghi qualcosa di perché è importante questo passaggio, vero? Sì, un secondo obiettivo del progetto, anche qui tramite l'Università di Padova, sempre con lo stesso Dipartimento TESAF, andremo a definire, a studiare, a cercare di sperimentare un po' dei modelli operativi di pagamento di questi servizi ecosistemici applicati per l'appunto alla biodiversità forestale, dell'ecosistema forestale. Quindi verranno studiati, definiti in via sperimentale alcuni servizi quali ad esempio la produzione stessa di legname, ma anche la funzionalità ricreativa, declinato in varie forme, ad esempio la percorrenza in foresta di sentieri piuttosto che il birdwatching o il forest therapy, o la presenza di specie di interesse venatorio, quali per l'appunto come un prodotto, un servizio che l'ecosistema foresta è in grado di garantire, di dare al fruitore. E quindi rispetto a questo proprio il pagamento di servizi ecosistemici è uno strumento proprio di politica ambientale sempre più adottato anche per tutelare e valorizzare le risorse naturali, il capitale naturale. Certo, ascolta Massimo, andiamo in chiusura perché ricordiamo che anche questo è importante
che anche questo progetto, come tutti i progetti cofinanziati dall'Unione Europea, hanno sì un valore, e questo nello specifico anche di carattere sperimentale, no? Ma che poi soprattutto i risultati possano essere replicati nei territori Certo. dell'Unione Europea da parte di quei soggetti che volessero riprendere questa tipologia appunto di ricerca e di progettazione. Un'ultimissima cosa, prima parlavi di un prossimo convegno che si terrà a Udine, se magari puoi dirci la data, mi sembra sia il 14 dicembre. Sì, il 14 erano 2 giorni, il 14 c'è il convegno ad Udine, ad Ampezzo, in provincia di Udine, organizzato un po' da Legno Servizi, ed è volto sì a diffondere le conoscenze, il grado di conoscenza oggi intorno all'utilizzo tecnologico del legname di abete bianco, al quale farà seguito nella giornata successiva, sabato, quindi un'asta di legname di pregio. Non è la prima volta che in quell'area si tiene un'asta in questo modo, così diciamo all'aperto e alla presenza degli astanti e di vari interessati, quindi è sicuramente un appuntamento da non perdere. Comunque tutte queste informazioni chi ci sta seguendo sa che le troverà anche sul sito di Veneto Agricoltura o comunque anche sugli altri canali di Veneto Agricoltura, newsletter, comunicati stampa e quant'altro. Noi, grazie Massimo per essere stato qui con noi oggi, ci diamo appuntamento alla prossima settimana e quindi un arrivederci a tutti.